Benvenuti a Dietro le Quinte, in questa puntata Come Cristo comanda con Michele Laginestra e Massimo Wertmüller, regia di Roberto Marafante, una produzione Teatro 7 Pi Greco Delta. Anno 33 d.C., Palestina, è notte. Due uomini vestiti con tuniche e mantelli sono seduti in una sorta di bivacco in mezzo al deserto, un luogo che rappresenta la solitudine e l'isolamento dal resto del mondo. Ascoltiamo l'intervista con Michele Laginestra. Come Cristo comanda con Michele Laginestra, scritto soprattutto da Michele Laginestra, un'idea particolare perché si parla in modo diverso di Cristo e di questi due centurioni. Che cosa accade? Come ti è venuta questa idea per raccontare questa storia diversa? Io volevo raccontare un evento eccezionale per far capire alle persone. Quando si vive un evento in diretta si capisce subito che è eccezionale oppure. Allora ho detto: qual è l'evento più eccezionale se non quello della morte e della risurrezione di Cristo? E ho messo in bocca a questi due centurioni il confronto. L'ho scritto pensando a Massimo Wertmüller, che è il mio compagno di viaggio in questa splendida avventura di Come Cristo comanda, e noi siamo due centurioni in fuga del deserto. All'inizio non capisci che cosa facciano perché è molto divertente, parliamo del nulla, parliamo della vita, delle donne, del mangiare, e poi invece si confrontano proprio, capisci che sono loro perché sono quelli che erano di guardia alla croce di Cristo, quello che l'ha colpito con la lancia nel costato per accertarsi che fosse effettivamente morto, e l'altro che gli ha dato da bere acqua aceto. Mi ha colpito il fatto che le persone alla fine dello spettacolo, dopo aver riso tantissimo nella prima parte, aver capito che prendeva una piega diversa, essersi commosse alla fine, ti vengono a salutare in camerino e magari ti dicono: guarda, io sono ateo, però mi è piaciuto tantissimo, è emozionante. C'è una terza figura, questa di una figura eterea che è rappresentata da Ilaria Nestovido, che è un canto, una voce melodiosa che è la chiave di lettura per capire effettivamente qual è la chiave di volta per comprendere i misteri della vita. Questo è uno spettacolo che invita all'ascolto. Io non ho mai sopportato le bestie, mi hanno fatto sempre impressione. Poi quelle di qua me ne fanno ancora di più perché non le capisco. Ma invece con quelle di casa nostra dei centenni? Parlava la stessa lingua. Ah. Se tu al somaro di Roma gli fai quello si vede. Invece uno del posto che fa? Continua a fare come cazzo gli pare. Stefano e Cassio parlano sommessamente per non essere scoperti, con la paura di essere stati seguiti da qualcuno. Si capisce che sono in fuga, ma nonostante la situazione cercano di mascherare la propria ansia parlando delle cose di tutti i giorni: il mangiare, il lavoro, il rapporto con l'altro sesso, in modo scanzonato e divertito. Non sono due soldati qualsiasi, uno, Cassio, è il centurione alla guida dei legionari al momento della crocifissione di Gesù sul Golgota. L'altro è Stefano, un suo soldato, quello che diede da bere a Cristo acqua e aceto. Quanto è importante fare questi esperimenti, avvicinare i giovani al teatro? Guarda, io sto facendo solo spettacoli perché i giovani si avvicinino al teatro. Il problema del teatro è che spesso e volentieri è autoreferenziale, cioè si dà un tono e vuole che tutti gli altri in automatico si accodino a questo tono che gli attori, i miei colleghi, si sono dati. Invece io penso che noi dobbiamo avvicinarci un po' di più al pubblico. Il modo di parlare, di rappresentare uno spettacolo deve arrivare al popolo, non all'elite che frequenta i teatri. Dobbiamo cercare di coinvolgere più il pubblico per poi portarlo a una riflessione, perché il teatro deve spingere un confronto. Questo è il nostro compito. Cerchiamo di avvicinare i ragazzi al teatro. Come? Cioè, attraverso la risata anche semplice, per poi arrivare però a affrontare anche temi più importanti come quello del confronto sulla fede o non la fede in qualcosa, sul credere in una vita eterna, oppure, cioè, sono argomenti importanti, però se li affronti passando attraverso una risata, secondo me noi arriviamo a conquistare un pubblico più vasto, senza poi troppo concedere al pubblico, perché sennò dopo diventa il cabaret a teatro. Mo invece se chiudo l'occhio mi pare proprio di vedere stelle. Ammazza quante sono le stelle. Cioè prima se chiudevo l'occhio buono vedevo solo luci, capito? Mo mi pare proprio di distinguere che sono stelle, Io una volta ci ho provato a contarle, mica ci sono riuscito. Le vedo a una, capito? Poi dipende pure da dove le conti, no? Se conti da Roma sono un numero, dal Balonga sono altri, poi in Palestina poi... Cioè per te è solo una questione di prospettiva.
questa cosa che dici tu. In Come Cristo comanda, l'evento che sconvolgerà l'umanità ha stravolto inconsapevolmente anche la vita di Stefano e Cassio. I due non potranno fare a meno di confrontarsi animatamente alla ricerca di alcune risposte, ma non tutto nella vita si può spiegare con l'esperienza e la logica. Ci sono delle emozioni che vanno al di là dei cinque sensi, per spiegare le quali è necessario abbandonarsi all'ascolto, e forse solo allora si riuscirà a sentire risuonare una musica melodiosa. Questo è un testo che hai scritto tu. Secondo te, quali sono le 3 qualità per scrivere bene oggi, per chi fa teatro? Che consigli puoi dare? Uno, proprio quello che dicevo prima, cercare di strizzare un po' un occhio al pubblico, perché la difficoltà è che tanti autori si affezionano al proprio scritto a tal punto che non tengono conto dei ritmi, dell'evolversi dello spettacolo, e tante volte non facilitano l'ascolto dello spettatore. Questa è la prima cosa. Seconda, avere le idee ben chiare. Si vuole dire qualcosa? Che strada prendere? Terzo, un po' io dico l'abbandono, cioè questo abbandono all'ascolto, cioè l'ispirazione, la famosa ispirazione deriva pure da un rendere la mente libera e cercare il modo in cui l'ispirazione possa entrare dentro di te. Io questo spettacolo l'ho scritto di getto, è stato molto facile, devo dire facilitato da un argomento interessante, ma è venuto così. Poi uno dei pochi spettacoli che non abbiamo modificato, cioè quello era e quello è rimasto. Di solito quando fai gli spettacoli li modifichi, metti delle risate, tagli dei pezzi, questo è rimasto tale e quale, forse c'è qualche risata in più perché ci siamo un po' adattati. È più facile scrivere, già avere in mente chi poi interpreterà quel ruolo? Devi avere un modello, nel senso che io volevo scrivere uno spettacolo che fosse fruibile per tutti, e ho detto qual è un modo, se non cavalcare per esempio il dialetto romanesco, che è molto semplice, non è proprio un dialetto che è incomprensibile, è comprensibile in tutta Italia, però io lo chiamo uno spettacolo scritto alla Gigi Magni, cioè il nome del Papa Re nell'anno del Signore. Questi 2 centurioni romani parlano con una cadenza romana. Chi è che parla un romanesco d'altri tempi tra gli attori presenti nel panorama romano? Sicuramente Massimo Wertmüller. Abbiamo le stesse corde, cioè io sono stato Rocantino, ma lui è stato un interprete di Gigi Magni del Popolo Sovrano, e allora pensavo a lui mentre scrivevo. Questo ha facilitato il compito, però è uno spettacolo per quelli che hanno queste corde, e sicuramente chi ha queste corde non avrà difficoltà a interpretare uno spettacolo del genere. Quelle bestie che hanno piato al volo per scappante, lo so. Sicuramente non so giudire. E come fai a dirlo? Hanno trottato di sabato che è giorno di riposo. Ma che è sta guaina? E il seme rimane dentro a sto coso e non ingravida la donna. Mo' hai capito? Dammi insegna di conforto. Ho scritto di getto questo testo, spiega Michela Ginestra, volutamente nello stile del maestro Gigi Magni. Avevo bisogno di raccontare delle emozioni e avrei voluto affidare ad altri le mie parole. Mentre scrivevo pensavo che l'attore più giusto per indossare i panni di Cassio fosse Massimo Wertmüller, con la sua romanità che rende leggero qualsiasi ragionamento, anche il più contorto. Poi mi sono innamorato della storia e ho capito che non sarei riuscito a cedere ad altri il ruolo di Stefano. Affidare la regia a Roberto Marafante è stato il gesto conclusivo di questa sfida. Facevamo nella puntata scorsa una chiacchierata anche con Carlo Buccirosso, no? E dice: io sì, mi dedico molto alla regia, però a volte trascuro me stesso. Come si fa a dirigere se stessi in scena? Questo è un appello che faccio a tutti gli attori e anche autori. Facciamoci dirigere da qualcun altro, è una crescita per noi, un occhio esterno. Io scrivo lo spettacolo, già mi metto in ballo, lo interpreto, me lo dirigo pure. Secondo me poi dopo c'è un problema di base, che non c'è un contraltare con cui confrontarsi. Invece io sono più di 12 anni che mi faccio dirigere da altri registi. Perché? Perché è un arricchimento. Io penso che Roberto Marafante, che ha costruito questa regia, l'abbia costruita in modo intelligente, in modo garbato, nel rispetto del testo, degli attori che sono in scena, perché il regista deve avere questa grande capacità di sapere con chi ha a che fare. Sarebbe assurdo togliere il tempo comico a un attore per imporre un proprio principio, un proprio valore di regia.
però ha arricchito lo spettacolo sicuramente in un modo diverso da quello che avrei fatto io. Ma tu che tipo di autore sei? Sei magari un autore che vuole mettere la sua parola nella regia oppure no? Ma noi abbiamo fatto questo lavoro con molta amicizia, nel senso che con Massimo ci siamo visti prima, abbiamo costruito, abbiamo adattato questo testo al nostro corpo, poi siamo presentati davanti al regista che ci ha regalato la compattezza dello spettacolo. Il testo, te l'ho detto prima, siamo stati fortunati, è rimasto quello, ci abbiamo aggiunto qualche risatina, ma è rimasto quello. Io, se qualcuno mi avesse detto, dici, sai, questo è un po' lungo, io avrei detto, ma tagliamolo. Oppure se qualcuno mi avesse detto, ma non me l'hanno detto, perciò io insomma sono molto disponibile all'ascolto, non sono affezionato. Sicuramente ci sono dei passaggi chiave, se qualcuno mi avesse detto, guarda, no, quello va a tagliare, io avrei detto, ma così non si capisce quello dopo. Se tu sei troppo affezionato al tuo testo, secondo me non fai bene al tuo testo. Cioè, in questo scambio ci sarà sicuramente la realizzazione della cosa migliore, l'inserimento delle musiche, l'inserimento di un disegno luci ben fatto. Sono tutti passaggi necessari perché lo spettacolo diventi una chicca. Grazie per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ma io volevo proprio salutare questo pubblico di Dietro le Quinte, una volta vi vorrò vedere davanti alle quinte per vedere effettivamente come se ne è fatti. Grazie di essere stati con noi. Ciao. Non c'è nessun figlio da Dio, tu sei un centurione di Roma, devi attenerti agli ordini del prefetto. Io ho fatto quello che ho fatto perché qualcosa mi ha spinto a dire la verità. Ma che stai di? Che quando hai urlato per quello era veramente il figlio di Dio, non l'hai detto perché te stavi a piscia sotto perché c'era il terremoto? Perché dovrei perdonare uno che ci ha fatto del male? A che pro? Siamo tutti fratelli. Per favore, stammi a sentire! Fai quello che devi fare. E che serve morire a 33 anni senza nessuno che si ricorderà di te? Quello era il figlio di Dio e noi l'abbiamo messo in croce. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info-chiocciola e dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.